Allora, mentre gentili signore e signori, buonasera, anzi gentili signori all'ascolto, un saluto per Guarda che Stella. Per quanto riguarda la puntata odierna dedicata un po' alla banda e alle iniziative che si svolgono sul comune di Rivignano Teor. Allora, prima parte lo dedichiamo alla musica, mentre la seconda parte ci rispostiamo qui dove siamo adesso e vi faremo vedere e vivere insieme la festa del Teor che quest'anno sarà in promozione, soprattutto ci sarà un derby con Rivignano. Salute, allacciate le cinture, si parte, let's go! Mezz'ora che mi guarda, si sta divertendo in questa serata? Beh, per adesso non tanto. Appena iniziato. Vediamo dai, più avanti. Però comunque è una bella iniziativa, no? L'iniziativa è senz'altro lodevole. Beh, mi piace sentire le bande anche. Certo. La signora cosa dice? Sì, un'iniziativa buona per attirare il pubblico e una bella serata d'estate, va bene così. Viva... Anche per iniziare, no? Sì, viva le bande, sì. E merita di essere ascoltata come serata. Bene, vi lasciamo all'ascolto. Vediamo in perenne ascolto. Sì, siamo capitati qua per caso, a dire la verità, però ci piace, soprattutto è la piccola che voleva fermarsi per ascoltare la banda. Comunque è bello, no? Che si riscopre anche una tradizione. Sì, assolutamente sì, le tradizioni sono importanti, quindi... Visti i tempi anche. Visti i tempi, assolutamente, poi rivedere un po' di gente in piazza fa sempre piacere. Poi comincia a rianimarsi, no? Sì, questo è un segno importante, non ritrovarsi in piazza è una bella cosa. Certo, sentiamo adesso la signora invece cosa dice. Vedi, la bambina lì, poi c'è un altro in arrivo. C'è un altro in arrivo a breve ormai, quindi ci siamo, no? ci siamo, manca poco. Senta, sono belle serate che per far scoprire diciamo, a quelli che sono passati, che arrivano dopo di noi, per far scoprire quello che è un passato, no? Beh certo, anzi, bisogna far scoprire il nostro passato, le nostre radici, insomma. E quindi è piacevole, anche bene che si organizzi qualcosa nei comuni. Poi serate come queste non vanno bene. Assolutamente sì. Allora la lasciamo in dolce ascolto. Grazie. Vediamo signore qua cosa dice invece. Voi siete qua messi perché qua c'è una buona ottica, anzi una buona acustica. Noi siamo di passaggio qua. Già che eravate vi siete fermati. Siamo fermati a mangiare un gelatino e dopo abbiamo sentito qua spifferare la banda e ci siamo messi qua un momento. Anche per passare una serata alternativa, no? Sì. Ogni tanto va anche bene, visto che anche la giornata promette bene, diciamo siamo alle 9:30 circa. Il caldo è ancora. Si comincia a respirare. Approfittiamo. La signora invece cosa dice? Una bella serata, le ascoltiamo volentieri, no? Tutte le musiche che vengono sono fatte così, le ascoltiamo volentieri. Poi qualcosa di alternativo, no? Certamente sì, è sempre un piacere sentire una banda. Quindi la prima volta che la sentiamo verremo anche la prossima. Perfetto. Lei invece cosa ci dice? Niente. Lei ascolta e poi vedremo poi la fine, no? Si sta divertendo. Sì, certo. Bella serata, no? Sì, decisamente. Un po' alternativa. Beh, interessante però. Poi riscoprire le tradizioni musicali locali. Sì, decisamente. Veramente interessante. Anche cos'è il figlio questo? Cosa sta dicendo il figlio? Interessante. Interessante come serata? Sì. La signora conferma? Sì, a me piace molto, grazie. Sì. Lasciamo l'ascolto. Vediamo la signora qua cosa dice, senza disturbare, sta ascoltando bene. Bene. Bella serata, no? Bella, sì. Conferma... Beh, qualcosa un po' di originale, ecco, diverso dal solito. Qualcosa di alternativo, no? Visto che tra un po' arriveranno i mondiali. Ha fatto bene le foto? Spero. Aveva il rullino? No. Secondo te ha fatto bene le foto? Perfetto, così. La signora sta ascoltando, sta divertendo? Sì, beh. Al di alternativo, no? No, beh, se voglie. Hai una vita che si lavora alle bandis. Allora ogni tanto bisogna tenere le bande sempre bene. Sì, beh. Perché intanto di bande larghe, no? Ma con fase anche stretta. Buon, sì. E comunque fa un sabile un po' alternativo. No? Sì, è bellissimo a venire qui a ascoltare. Dopo si presta gli bag, no? Beh, con la piazza che vengono a Rivignano un po'. Diciamo mio, sì. Questa sera si inizia un percorso importante per i 45 anni della vostra banda. Non solo musica, ma anche cultura e scoperta del territorio.
Sì, allora noi qua siamo questa sera per presentare Bande in Piazza, che ormai sono 20 anni che facciamo questa manifestazione, impegnando diverse bande del territorio, fuori regione e anche a livello internazionale. Quindi per noi è un evento molto importante ed è un inizio di musica per l'estate e per coinvolgere tutta la cittadinanza. Senta, coinvolgere il comune di Rivignano Teor, ma soprattutto la scoperta del fiume Stella, no? Vero fulcro del territorio. Sicuramente il fiume Stella è una cosa aggregante per noi e ha portato avanti appunto un'idea di un progetto comune. Questo progetto comune che parte dall'inizio delle foci del fiume Stella e va avanti fino a dove sfocia. Comprende praticamente un insieme di 4 bande che si esibiranno il 6 di luglio qui in piazza Rivignano Teor per fare un grande concerto con un brano dedicato al fiume Stella che il maestro Miani ha composto per la nostra associazione. In più nelle varie parti del progetto si sono svolte diverse serate, fra cui una serata con il comprensivo di Rivignano e Palazzolo, una seconda serata con il gruppo La Bassa, una terza serata che si svolgerà qui in comune di Rivignano con gli amministratori del comune di Rivignano, l'assessore Fontanini e sì, il presidente Fontanini, Panontin, sì, certamente. Questa serata si parlerà di come si... dare un'ulteriore conoscenza del territorio, di come si stanno sviluppando in questo momento tutte le varie infrastrutture e come si evolve. E poi abbiamo una serata a Sterpo di Bertiolo dove ci sarà della musica sul fiume insieme al gruppo del maestro Gino Comisso e il gruppo Dring e Delaide di Rivignano che racconterà delle storie di fiume accompagnate con la musica. Quindi per noi insomma è un progetto molto importante e molto interessante da portare avanti, che ci teniamo molto. Possiamo dire un'estate tutta da vivere? Sì, un'estate tutta da vivere insieme alla banda musicale, speriamo di avere numerose il pubblico e gli affezionati e di darci una mano negli vari eventi, quindi ringrazio ancora tutti quelli che partecipano e che ci aiutano nel nostro percorso. 45 ma non troppo? Non troppo, siamo giovani quindi... belli. Grazie. Ecco. Auguri e complimenti. Grazie infinite. Mister, se l'aspettava a fine stagione questo risultato? Ma diciamo che eravamo partiti con alti presupposti e dopo, durante la stagione, abbiamo trovato delle convinzioni che ci hanno portato a questo risultato. È stata una progressione, abbiamo puntato prima alla salvezza, poi a un record di punti del Teor. Anche lei i famosi 40 punti. I famosi 40 punti, nel senso che avevo messo questo obiettivo come sfogliare margherita, no? Ne avevamo un petalo alla lavagna dove segnava. Esatto. E una volta raggiunto quel risultato poi abbiamo trovato questa convinzione che ci ha portato fino alla fine ad essere, specialmente anche le ultime 5 partite le abbiamo vinte tutte e 5, nel senso che è stata una progressione proprio finale, nel senso che i ragazzi sono stati veramente bravi, hanno lavorato tutto l'anno con molta intensità e l'abbiamo anche trasmesso in campo. Insomma. Ecco, si parla di una squadra molto esperta la vostra, perché comunque siete riusciti a mixare i giovani con i senatori, no? Sì, diciamo che i senatori sono stati il traino, i giovani si sono aggregati e ci hanno fatto poi anche la differenza, perché alla fine solo con l'esperienza non si va da nessuna parte, ci vuole esperienza e anche dinamicità. E diciamo che il mix di queste due cose ha dato questo risultato qua, che è veramente un risultato che non ci aspettavamo e quindi è doppio come felicità, no? Questa squadra è pronta per affrontare il campionato di promozione? Ma noi il campionato di promozione sicuramente è un giocatore che vogliamo portarci dietro anche il prossimo anno, principalmente è il giocatore gruppo, no? Che è un giocatore fondamentale in questa squadra qua e quindi di base partiremo con una base di giocatori di quest'anno, poi acquisti vari eccetera, sicuramente la società non farà follie, però c'è il problema, c'è il discorso di fuori quota, cui ci stiamo già muovendo e poi ci sarà da un paio di giocatori, credo che li prenderemo di categoria, però di base resta sempre comunque questo gruppo che è stato meraviglioso e
e si merita di giocare in promozione. Senta, il prossimo anno c'è il derby. Questo qua è un derby particolare, diciamo che io non sono di Portogruaro, quindi posso sentirlo tra virgolette. E qua è molto sentito perché è la prima volta che c'è un derby nella storia. È proprio una stracittadina vera e propria. Una stracittadina che è data anche in concomitanza con la fusione, diciamo, fra i due comuni. E quindi non ci sarà, c'è la rivalità, ci sarà solo nel campo di calcio. Insomma. Senta, di là della matematica e dell'aritmetica, qual è il modulo di gioco che lei applica? Cioè varia in base alla situazione oppure c'è un'idea tattica che inizia da proprio quella e non si discute? No, quest'anno abbiamo adoperato, diciamo, per me i moduli, diciamo, sono dei numeri, no? I moduli vengono interpretati dai giocatori in campo principalmente, quello si sa. È come sfondano a porta aperta. Esatto, una frase un po' retorica, diciamo. Però diciamo che quest'anno abbiamo giocato, specialmente all'andata abbiamo variato vari moduli durante l'anno, siamo andati da un 4-2-3-1 a un 4-4-2 a un 4-3-1-2. Diciamo che principalmente lei gioca con la difesa a 4. Sì, per poi dopo nel finale di campionato, specialmente dalla metà del girone di ritorno, siamo andati a giocare con un 3-4-1-2. Abbiamo giocato una difesa a 3 che ci siamo portati fino alla fine, chiudendo con un 3-5-2 e ci è stato molto utile perché alla fine dopo noi con i due risultati utili a nostro favore nei giornate playoff ci ha dato una grossa mano. Con i terzini all'ala e un centro mediano in caso di necessità. Esattamente, quello ci ha permesso, specialmente col Corva, che io giudico una squadra veramente forte, nel senso che il Corva era una squadra che meritava tanto quanto noi di andare in promozione. Naturalmente c'era un posto per uno e ci siamo andati noi, però ci ha dato una grossa mano specialmente nella gestione del risultato. Perfetto, auguri e complimenti. Grazie, arrivederci. Abbiamo sentito l'allenatore, adesso sentiamo chi è invece che ha creato il mercato, dunque il direttore sportivo, ruolo fondamentale. Lei siete più Pantaleo Corvino o non so Adriano Gagliani? No, mi sento un giocatore prima di tutto, perché sì, sicuramente mi diverto ancora, ma ho avuto la fortuna di conoscere ragazzi bravi in gamba e credere nel progetto nostro. Qui è andato tutto bene, veramente un'annata spettacolare. Senta, progetto che è una cosa importante, no? Sì, perché diciamo noi col nostro piccolo, la nostra dimensione siamo riusciti a fare questo salto di categoria, adesso vedremo, insomma. Senta, anni fa c'era una canzone che diceva facciamo ficchi ficchi insieme, ma oggi come oggi non dare zighi zighi, cosa vuol dire? Adesso in questo momento è veramente dura, ma noi non abbiamo paura perché veramente con niente, attraverso i miei amici che mi danno una mano, giocatori e stessi dirigenti anche loro, riusciamo a racimolare giocatori che vogliono proprio sposare il nostro progetto di 0 lire e divertirsi insieme. Soprattutto un campionato di promozione aperto. Dio, adesso state per salvarvi. Noi sicuramente, come quest'anno anche era venuta, diciamo, la salvezza era la prima cosa principale, poi crescendo col tempo abbiamo raggiunto questo obiettivo insperato. Comunque adesso siamo qui a festeggiare e il prossimo anno vedremo. Ecco. Auguri. Grazie mille. Quest'anno mi dicono niente bandiera. No, quest'anno niente. Causa i regolamenti che prevedono i 3 arbitri sul campo. Sì. D'altronde è così. Saranno a fare capostazione. No, sempre in panchina, lo stesso. Nuovo ruolo. Massaggiatore. Sì. Siete contento di questa promozione? Contento per loro. Contento per loro perché hanno sofferto, insomma, non si doveva andare su, però a volte succede. A volte è così, Dio buono, d'altronde. Quello che conta è che lo spirito di gruppo c'è, la voglia anche. Sì, loro sono tutti uniti, tutti insieme, basta vedere, no? E qui non si scappa. Fuori dai denti, cosa si aspetta quest'anno? Niente. No. Basta restare lì. Se no si torna giù. Comunque il vostro l'avete fatto? D'altronde non abbiamo fatto il nostro, siamo a posto noi, si arrangiano loro. Bene. Complimenti per il nuovo ruolo. Sì, massaggiatore. Allora, questo è un giocatore. Sì, Linza Davide. Ecco, contento? Sì, contentissimo, un'emozione unica, storica. Che ruolo giochi? Centrocampista. Sei più di rientro o di attacco? Più di attacco. No. Sei più alla Pirlo? Sì, dai.
tutto bene, tutto bellissimo. No? Un gran gruppo, il segreto è il gruppo, bello, molto bello. Comunque funziona. Sì, dai. Speriamo bene il prossimo anno. Squadra da rinforzare secondo te? Un po' da rinforzare, più i giovani obbligatori, però insomma ci proviamo. Quello che conta però il gruppo c'è. Sì, il gruppo c'è, il gruppo è sempre la forza più grande nostra. Vi vedo convinti e buon senso. Dai. Giovani ma belli. Giovani questi qua. Insomma, dipende dai punti di vista, mettiamola così. Belli. Sprint bravo, ecco. Insomma, sul campo avete dimostrato i vostri valori. Sì, talvolta sui servizi. Te l'aspettavi tu che risultato? Insperato all'inizio, verso la fine però ci credevamo e i risultati... È stato un rullo compressore. Bravo, proprio un rullo che ci ha portato fino in promozione. Adesso speriamo di fare un'annata bella, intensa, speriamo di non rischiare niente. Soprattutto portare a casa magari un risultato insperato. Oddio, già quando siamo saliti in prima abbiamo rischiato l'anno dopo. Quest'anno speriamo veramente di far bene senza rischiare niente. Di portare... Sì. Concordi? Sì, per me era il primo anno in prima squadra, sono felice e orgoglioso di essere subito salito in promozione. Una promozione meritata? Assolutamente sì, siamo stati un grande gruppo da subito e meritatissima questa promozione. Adesso chissà. E adesso intanto puntiamo alla salvezza, poi si vedrà. I famosi 40 punti. I famosi 40 punti, esatto. Siamo. E dopo il medico in famiglia abbiamo il medico in panchina. Sì, io devo solo sottolineare la solidità di questo gruppo. Mi sono divertito come fossi giovane, ho ritrovato gli anni dei ragazzi. Possiamo dire roba buona, insomma. Sì, credo che i risultati siano venuti per quello, per la bravura, ma soprattutto per l'unione che c'è stata fra di loro e il divertimento. Loro si sono divertiti quest'anno. E per il prossimo cosa si aspetta? Godiamoci ancora questo, dai, stiamo ancora festeggiando. Non finiamo la festa proprio sul più bello. Però io credo che se mantengono, se la società può dal punto di vista economico mantenere questo gruppo, possono venire fuori anche delle sorprese positive, perché lei si aspetta il colpo di coda. Non voglio questi baffetti non voglio essere troppo possiamo dire che questi baffetti hanno visto tante cose. Sì, anche tante retrocessioni, però con un gruppo così si può ambire, perché veramente ho visto tra di loro quell'atteggiamento di solidarietà, no? Per cui se ne dicono di tutti i colori in campo, se uno sta attento dice questi qua sono tutti matti, però è positivo. Invece dopo, finita la partita, sono tutti amiconi come stasera, e i dirigenti lo stesso. Quello è l'importante. Io ho provato tante squadre, però devo dire che qua è il posto giusto. Sì, devo dire che mi sono trovato bene con mio figlio. Allora abbiamo i due estremi, perché sappiamo che le calamite si attraggono grazie ai due estremi, l'attaccante e chi invece evita i gol. Allora innanzitutto 6 calci di rigore quest'anno. 5 su 7, sì. Insomma una bella media. Una bella media. Un po' che non sa parare i rigori, dovrebbe imparare. Ma può essere scarso anche uno che pare i rigori. No, ma qual è la tua tattica sui calci di rigore? Non la svelerò. Classico. Invece l'attaccante cosa dice? Lo dico da ex portiere. Io faccio l'opposto che fa lui sul dischetto. Tiri alla Balotelli. Lo tiro alla Balotelli. Non diciamo... È finito il nastro, vai. È finito il nastro. Diciamo tiro secco e via. No, aspettiamo quello che fa il portiere. Infatti ci sfidiamo in allenamento io e lui. Quello è il trucco. Lui è bravo a pararli, io bravo a tirarli, quindi ci completiamo. Insomma, si balina e si sbalina. Certamente, assolutamente. Concordo. Comunque volevo ringraziare il mio mister dei portieri, quello con la maglietta a maniche corte blu. Questo signore qua non c'entra niente con la squadra, è un tifoso. No? Sono un grande è amico di Maurizio. Di tutti. No, di Maurizio lui. Anche lui, sì. Lo conosco da tanti anni. E quello riportato. Niente, bene, basta. Contento? Contento. Fare festa? Sempre,
whisky, cola e in pole position. Ecco, Ecco l'allenatore dei portieri. Dei portieri, eh? No, dica la verità, è successo dopo che ha smesso. Anche prima. A me è uguale. Allora siamo a posto tutti e due. Qual è la tattica per allenare questi portieri? Tanta passione, tanta passione e avere anche uno bravo allievo. Quello. Che impara subito. Ma aveva già imparato qualcosa prima, dai, diciamo la verità. La verità è ogni tanto qualche calcio nel sedere. Più di qualcuno. Virtualmente. Più di qualcuno, di più anche. No, contento di avere uno come lui, che ha tanta voglia. Possiamo dire un bel gruppo. Fantastico, meraviglioso, veramente bene. Adesso inizia il bello. Sì, adesso bisogna vedere cosa, che va bene le cose, tutto quanto. Io spero di sì, perché lo meritano questi ragazzi qua, lo meritano. Allora complimenti e buon lavoro. Grazie mille anche a voi. Altri due tasselli del Teor di quest'anno. Sì, Alessandro Tosato. Sì, io sono il terzino destro. E tu? Terzino sinistro del Gioca Dayalma e Nilton Santos. Come? Dayalma e Nilton Santos. Esatto. Io Fabio Grosso e lui è Zambrotta del mondiale. Meglio Dayalma e Nilton Santos. In tema di mondiali, fra qualche giorno iniziano, io sono Grosso e lui è Zambrotta al mondiale 2006. Ma chi là è Correvin che va in Gepito. E noi invece ora Zambrotta e Grosso. Corin e poco, veramente poco, però dai. Te l'aspettavi? No, sinceramente no. È stata veramente una bella sorpresa, dai, dopo un anno di sacrifici ce lo siamo meritato veramente, perché insomma è stato un bel gruppo, siamo stati sempre bene insieme dentro e fuori dal campo, però le 2 ore di allenamento erano sempre intense, insomma bello, dai, bello veramente. Confermi quello che ha detto? Sì. Il tuo compagno di reparto. Il mio compagno di reparto. Dopo Corva all'andata non ci aspettavamo una sorpresa del genere. Però per merito vostro o per colpa degli altri? Forse colpa degli altri. Adesso va di moda lo spot della birra. Sì, adesso ormai sì, è sempre colpa degli altri. Senti, per il prossimo anno invece cosa ti aspetti? Ma per il prossimo anno ci hanno detto che forse ci riconfermano, però nel chiosco, perché hanno detto che ormai la categoria è troppo alta. Ma tu ti trovi meglio con la difesa 4 o con la difesa 3 col terzino all'ala? 2 basta, noi 2 dietro, perché dopo con gli altri non ci troviamo molto, tocca sempre adattarsi. Come una volta. Come una volta. Il calcio totale anche questo. Sempre. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima.